Quest'anno la figura di riferimento suggerita dai vescovi per la giornata per la vita nascente è quella di Madre Teresa di Calcutta, una donna che ha servito e difeso la vita e ne ha fatto vedere l'unità, dall'attenzione ai fragili, ai poveri, agli indifesi, sino alla vita dell'uomo nella sua totalità. I messaggi di Santa Teresa di Calcutta, letti durante la veglia di preghiera diocesana celebrata quest'anno a Lavagna, hanno fatto riferimento esplicito a questi temi. Nel discorso che la Santa pronunciò nel 1979 in occasione del ritiro del Premio Nobel per la pace e ripreso dal Vescovo nella sua riflessione, Madre Teresa diceva: «Più grande nemico della pace è oggi il grido del bambino innocente non nato. Più grave del crimine di una madre che uccide il proprio figlio nel grembo c'è solo quello che commettiamo noi quando ci uccidiamo a vicenda». Madre Teresa non ha difeso la vita solo a parole, ha rilevato Monsignor Tanasini, ma soprattutto con le opere. Il sogno di Madre Teresa e di Papa Francesco, che nel messaggio per la giornata chiede il coraggio di sognare con Dio, è di fare della difesa della vita una realtà. Noi siamo qui perché l'accoglienza e la promozione del dono della vita sia una realtà, sia una bella realtà, perché il sogno evoca ciò che è bello, ciò che attira, ciò che si spera. Il sogno è dolcezza. Il vescovo ha poi fatto riferimento alla civiltà contemporanea e ad un agire che deve essere improntato attorno alla vita e non contro di essa. Di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo e senza un posto.